La mia figura rappresenta una sorta di modello di quella straordinaria schiera di professori che popolarono l'Università di Bologna nel periodo post-unitario. Sono stato un clinico molto celebre, che aveva concluso la sua specializzazione a Parigi e a Berlino. Ho sempre sostenuto nella diagnostica il primato dell'indagine razionale, giacché ben intravedevo i rischi di una scienza che procede cieca, senza l'orientamento della ragione. Per questo mi sono interessato del dibattito che i filosofi stavano avviando sulla scienza. La vita, come il sapere, non conosce pause, confini certi, steccati da rispettare. Ed è per questo che ho cercato di dare il mio contributo anche alla vita pubblica, divenendo deputato e ricoprendo poi la carica di rettore dell'Alma Mater.